Buonasera a tutti, di TV, e che novella di oggi, di primo di maggio, abbiamo finito il mese di aprile e siamo rientrato in maggio. Bella die, oggi è che l'Olimpio, è un bello diaitino, si inchide bene la inocchia la pala che è il giran, la pala eolica, poi l'ulito, tutto bello nitido, come figura. E andiamo appunto a vedere come si presenta Togliasadie, così presenta di voi, bella, che non è proprio biaito, ma comunque è un bello biaitino, insomma, insomma, e ne siamo contenti, ecco qua. Bene, di musita non era su Staravallo, lo Staravallo de oggi non era sta a 21 gradi, la temperatura massima, dove che temperatura minima, chelo libero, pototto radie. Crasa, crasa amos un pacco di chelo coccolato, dai, sa sotto in poi, 22 gradi, però 1 grado in più de oggi, dove che grado, temperatura massima, minima, cioè poi abba parliamo scusa l'appuntamento però è stimbolotto no? In un baiocco a tasa abiti volli che sa bolotanese sono facchenne so quarto de finale praticamente tutti los che sono classificati primo e secondo in sa classifica come si devono scontrare poi scrive chi è arti de categoria. Bene, altro toccamento che riguarda Tarradia de Oie, chiusura temporanea della strada denominata circonvallazione sud, anzi scusate, no, ha prescritto nord ieri, con divieto di transito e sosta a qualsiasi tipo di veicolo, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Attilio De Feno, statale 389, in cui sopra, e l'incrocio con il proseguimento della strada provinciale Autoparco Comunale SP73 per, per tutta la durata dei lavori di riduzione del rischio residuo versante, compreso tra Circonvallazione Sud e via De Fenu. A partire dalle ore 01, cioè dalle mezzanotte praticamente, del giorno giovedì le oie, fino alla conclusione dei lavori previsto per le ore 006 del giorno 5 maggio 2025. Praticamente termina su Manzano Chizzo, insomma, questo travaglio, su Kimbe. Non ho cominciato questo Manzano Chizzo e termina Manzano Chizzo di Suchimbe. Attero appuntamento, ramo su 13, settimo raduno speleologico regionale, Lula 3-4 maggio. Comincia a Crasa, no, comincia a Poste Crase, scusate, su 3, salute e apertura dei lavori, introduzione e così via, progetto, ma poi l'ha pubblicato, insomma, poi lo leghite Sky, sto testo, metta lungo. Altro appuntamento sono la mezza birra evangelica, oggi Iovia numero 1, è su prima di è su Cincin Bar a sa 7 e mezza, da 7 e mezza a sa 8 e mezza. Altro appuntamento lo usiamo su un Battoro che ne che Hakimus, un giro in moto Rex, quello organizzato da Hakimus e da BT Rex, si parte da Piazza Sproni e domenica a Battero De Maio. Si pacca 40 euro è ben compreso tutto caffè, benvenuto, pranzo BT Rex, gadget, ingresso con visita, guidata al parco e poi giro turistico di circa 80 km. Altro toccamento non binnamoso. Ah no, questa è di un che era te potete prendere sono stata in bicicletta, un che de maio da mese 20 kimbe, chi è interessato a tirare in bicicletta sannosata tramite a Alessandro Orunesu, tramite chi organizzando a azienda sua a BT Bike. Bene, 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 andiamo da innanzi, se fai uso del giornale,
rapina fallita all'ufficio postale di Moledane di Orune. La donna, strattonata e rinchiusa in bagno, finisce all'ospedale in forte stato di shock. Malvivente aggredisce una dipendente davanti alla sindaca del paese. Attimi di terrore poco prima delle 13 ieri mattina all'ufficio postale di Orune, dove un uomo con il volto completamente coperto da una mascherina chirurgica ha fatto irruzione con l'intento di compiere una rapina. All'interno della struttura si trovava una sola dipendente in servizio che è stata aggredita, strattonata, sbattuta contro il muro e infine chiusa con la forza in bagno. La rapina però è fallita. Il blitz, secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe tentato di costringere la dipendente ad aprire la cassaforte, ma non riuscendoci, forse anche disturbata dalla presenza di due clienti, tra cui la sindaca di Orune, Giovanna Porcu, avrebbe desistito e abbandonato il tentativo, pare senza portare via nulla. Non è ancora chiaro se il rapinatore fosse armato o se possedesse un'arma che ha preferito non mostrare. Al momento infatti non risulta che abbia esibito né utilizzato pistoli o coltelli, ma ha fatto ricorso alla violenza fisica. Una volta entrato, con un gesto delle dita, avrebbe fatto capire al dipendente di voler del denaro, passando subito nella zona posteriore dell'ufficio. Lì l'ha afferrata per un braccio, strattonata e sbattuta contro un muro nel tentativo di intimidirla e farsi aprire la cassaforte. Non riuscendoci, l'ha trascinata in bagno e rinchiusa. Soccorsi e indagati. La donna, sotto shock, è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata all'ospedale di Nuoro per accertamenti. I due clienti presenti, seppur illesi, sono rimasti profondamente scorsi. La sindaca, molto provata per tutta la giornata di ieri, non ha risposto al telefono. Il malvivente si è dato rapidamente alla fuga e attualmente è ricercato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Orune, che hanno avviato le indagini per risalire alla sua identità e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Una rapinetta fai da te, insomma, Paco conto. No, da innanzi il gallo, Vorune tenta la rapina alle poste ma va via senza rubare niente. Il colpo fallito del bandito disarmato chiude l'impiegata in bagno e fugge. Vabbè. Vamos, anda innanzi. Salvatore Satta dimenticato, ignorato dalle istituzioni. Angelo Altea, lo scrittore e la città meritavano molto di più. Vabbè. Mi pare che hai dimenticato, ma comunque. Todde, un atto ingiusto, ma noi andremo avanti. A dite riferita a Todde, ha fatto che è stata impugnata la legge. Allora, ecco qua, sanità, il governo boccia la legge, non potete cacciare così i DG ASL. Beh, cavolo, deve liberare la scratea, come non li potete cacciare? La regione ha nominato i commissari, ma ieri la riforma è stata impugnata e per i direttori sanitari e amministrativi la decadenza non può essere automatica. Ecco qua. Con una tempistica degna di un film horror, il governo ha impugnato ieri mattina la legge di riforma sulla sanità. Nelle stesse ore gli uffici dell'assessorato stavano preparando gli ultimi documenti per completare i contratti dei nuovi commissari firmati al 90%. La legge rimane comunque in vigore, ma questa è una magra consolazione per la Giunta. L'impugnativa, che comporta un ricorso alla Corte Costituzionale, è arrivata dopo la nota dell'ufficio legislativo del Ministero della Sanità che aveva prefigurato questa decisione. In realtà le note dell'ufficio legislativo erano state due a distanza di una settimana l'una dall'altra. La prima possibilista sulla legge, la seconda nettamente contraria. Dopo quest'atto il trasferimento del dossier, risposte della Regione comprese al Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio, che ha elaborato e poi redatto il parere arrivato ieri
in Consiglio dei Ministri. I termini per l'impugnazione scadevano il 12 maggio. L'esecutivo non ha voluto correre rischi e alla prima seduta utile ha portato in seduta e poi approvato la delibera che impugna il provvedimento. Adesso il testo verrà arricchito dall'Avvocatura dello Stato per giungere nell'arco di 2 settimane alla Corte Costituzionale, che potrebbe pronunciarsi entro l'estate. Le ragioni dell'impugnazione riguardano fondamentalmente il ruolo dei commissari straordinari dell'SL, ma ve ne sono anche altre altrettanto pesanti che prefigurano una difesa da parte della Regione molto complicata. Le motivazioni tutto ruota intorno ai commissariamenti. In diversi punti della legge il governo individua profili di illegittimità costituzionale perché la prevista possibilità di una decadenza automatica dei vertici aziendali configura un'ipotesi di spoil system più volte censurata dalla Corte Costituzionale, ritenuta in contrasto con le garanzie del principio costituzionale di continuità dell'azione amministrativa. E qui si citano 3 sentenze della Corte Costituzionale del 2007, 2010 e 2011 che non lasciano spazio a interpretazioni, come ricorda lo stesso esecutivo. La Corte Costituzionale è infatti ormai costante nel ritenere non ammissibili cause di cessazione dell'incarico dirigenziale all'infuori di quelle previste per legge. È il senso delle ragioni del governo e ci devono essere ragioni particolari, specifiche e personali per rimuovere un dirigente. Ecco qua, decadenza automatica, rimozione per tutti i direttori con una legge possono compromettere, e qui il governo usa gli stessi concetti della Corte, la realizzazione dei principi di efficienza, efficacia e continuità dell'azione amministrativa. Nell'assetto della dirigenza sanitaria regionalizzata è investita da un forte processo di aziendalizzazione, le nuove coordinate del sistema, distinzione di compiti e funzioni rispetto all'organo politico autonomo, responsabilità di risultato, esigono che il legittimo stato di temporaneità degli incarichi non si traduca nella patologia della precarietà, che significa esposizione all'arbitrio dell'organo politico o amministrativo. Insomma, ecco qua, sai, nella politica decidi tutto, deciditi in base a Sascratea di distribuire, no. E insomma questo Bilata ha contestato il governo. Campo largo difende la Presidente. Meloni soffre di impunitività, cioè, e questo è pensa a Meloni di poter fare questo su chi gli pare te Meloni. Vabbè, non si comprende questo titolo. Se i due partiti più critici verso la legge e le scelte sui commissariamenti ufficialmente tacciono, PD e progressisti, altri componenti della coalizione parlano usando parole di fuoco verso il governo. Certo, Luca Pizzutto, Sinistra Futura, non si dichiara spaventato dal giudizio del governo che, mentre contesta la nostra legge di riordino sanitario, vorrebbe imporci con una assurda delega in bianco il nucleare selvaggio nella nostra isola. E te balla bintrata, una cosa chissà te dove, proprio tu hai. Andiamo vabbè, a vedere quindi ecco qua, Todde, un atto ingiusto, ma noi andremo avanti. Malumore in coalizione, silenzio di PD e progressisti, e cioè, vabbè, andiamo avanti, è il convinta che è andata bene. Vabbè. Va bene, gai. Industria, Felix, le eccellenze sarde, e questa è una bella notizia. Governance, affidabilità finanziaria, le Marche al top della classifica con 19 attività, da Cagliari a Bortigali,
premiate 10 aziende tra le migliori 100 a livello nazionale, cioè quindi abbiamo l'azienda Alvina modello, sono 10 le imprese della Sardegna premiate da Industria Felix, il periodico supplemento del Sole 24 Ore, che ha selezionato le 100 migliori aziende nel centro Italia e nelle isole per governance e affidabilità finanziaria, una selezione che ha passato in rassegna complessivamente il profilo di 70.000 attività. Le eccellenze sarde premiate sono AB Med SRL di Cagliari, Milia SRL, Milia SRL, Tipico SRL della provincia di Nuoro, Cooperativa Pescatori Arborea, Seppi, Formaggi e Subservice in provincia di Oristano, Delfina e Sarda Formaggi nel sud Sardegna. Infine, Industria Servizi Agroalimentari e Leonardo Cae Advanced Jet Training a Sassari. La regione più premiata è quella delle Marche e comunque la nostra, le aziende sono state premiate a sommatesi, complimenti. Andiamo da innanzi, allora a Sardegna l'occupazione sale ma il lavoro è ancora precario, oltre 14.000 posti in più, contratti a tempo per 9 giovani su 10. La Guayana, territorio francese d'oltremare, è la regione d'Europa che sta peggio. Subito dopo vengono Calabria, Campania e Sicilia, con tassi di occupazione molto bassi, tra il 44,8 e il 46,8. La Sardegna, nel più recente report di Eurostat, diffuso nei giorni scorsi, soffre meno del Mezzogiorno d'Italia. Il 58,6% di persone tra i 20 e i 64 anni ha un lavoro, oltre 14.000 persone in più rispetto all'anno precedente. Bene. Vedremo della Guayana, praticamente è una colonia francese che in quel belgalo impero coloniale in Francia. Allora, commissari, Roma dice no, impugnata la legge sulle ASL, questo esempio sulla questione che abbiamo trattato prima, per la quarta volta in un anno il governo porta la regione alla consulta e l'abbiamo già dato. Pappala, allora, cardinali, Becciu, gesto generoso, e vabbè, non poteva fare carattere. L'apprezzamento della congregazione per il passo indietro del prelato sardo, vabbè, figurati a chi a cazzare. Ha previsto una brutta figura e stanno conclave, il vaticanista Pacci, il nuovo pontefice, molte le chance che sia un italiano. L'ultimo papa italiano è stato nel 1978, Albino Luciani, Giovanni Paolo I, che ha guidato la Chiesa Cattolica per pochi mesi. Poi sono arrivati Wojtyla, Ratzinger, Bergoglio, secondo il vaticanista dell'Espresso, Stefano Maria Pacci, già volto e voce di Sky TG24, si può tornare alla consuetudine, interrotta dal pontefice polacco dopo 455 anni, di un erede italiano di Pietro. E vabbè, insomma, il Papa è spappa e non è scrivete di un lupo. Trump svov, ma il PIL sta andando male. Trump ha fatto il comizi, insomma. Scusate che siamo il vestito, torniamo subito a Trump. La festa dei primi 100 giorni rovinata dal rallentamento dell'economia e quindi Trump pure ste cominciando a fare questa figura che deve fare, insomma, cioè brutta figura. Ucraina e USA firmano l'accordo sulle terre rare, pare che
las clausolas siano un pacco pur favorevole a Kiev, cioè s'Ucraina, ma che comunque este firmare un trattato di sterarchia può cercare di ottenere l'appoggio questa soluzione della guerra. Gerusalemme circondata dal fuoco, dichiarata l'emergenza nazionale, minacce di Hamas su Telegram. In Israele battono un comando che non riesce neanche a stuttare e intanto Hamas lanciata su proclama e narrata punite Uku in totue. La SPD dice sì al governo Merz, quindi in Germania cancelliere diventa Merz. Il lungo cammino verso la cancelleria non ha più ostacoli. Socialdemocratici tedeschi approvano il contratto di coalizione con l'Unione che è stato un altro partito, e Friedrich Merz sarà eletto il 6 maggio alla guida della Germania dopo Olaf Scholz. Bene, che in questo terminiamo ritenere le oie e poniamo la sigla di tancatura. Eccolo qua. Un attimino che poniamo a occhio che io non sento nulla. Quindi oggi non vamos a appuntamento particolare in bici, l'appuntamento quindi queste crase in Lubula, poi queste crase in bici che a chi mi sono giro un Motorex. A mezzo vedere, buona a tutti dai Bici TV, adioso e mezzo a casa.